Alleluia. Giovanni, capitolo 9, leggeremo tutto il capitolo 9 di Giovanni, dal primo verso fino al verso 41. È tutto il capitolo. Giovanni capitolo 9, in pratica tutto il capitolo 9. Appena trovato invito ad alzarvi in piedi, gloria a Dio. Inizio a leggere, l'avete trovato? Amen. Il Signore sia lodato. Amen. Passando vide un uomo che era cieco fin dalla nascita. I suoi discepoli lo interrogarono dicendo: Maestro, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? E Gesù rispose: né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è così, affinché le opere di Dio siano manifestate in lui. Bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato mentre è giorno. La notte viene in cui nessuno può operare. Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo. Detto questo, sputò in terra, fece del fango con la saliva e ne spalmò gli occhi del cieco e gli disse: va, lavati nella vasca di Siloe, che significa mandato. Egli dunque andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Perciò i vicini e quelli che l'avevano visto prima, perché era mendicante, dicevano: non è questo colui che stava seduto a chiedere l'elemosina? Alcuni dicevano: è lui. Altri dicevano: no, ma gli somiglia. Egli diceva: sono io. Allora essi gli domandarono: com'è che ti sono stati aperti gli occhi? Egli rispose: quell'uomo che si chiama Gesù fece del fango, me ne spalmò gli occhi e mi disse: va a Siloe e lavati. Io quindi sono andato, mi sono lavato e ho recuperato la vista. Ed essi gli dissero: dov'è costui? Egli rispose: non so. Condussero dai farisei colui che era stato cieco. Or era in giorno di sabato che Gesù aveva fatto il fango e gli aveva aperto gli occhi. I farisei dunque gli domandarono di nuovo come egli avesse recuperato la vista. Ed egli disse loro: mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo. Perciò alcuni dei farisei dicevano: quest'uomo non è da Dio, perché non osserva il sabato. Ma altri dicevano: come può un peccatore fare tali miracoli? E vi era disaccordo tra di loro. Essi dunque dissero di nuovo al cieco: tu che dici di lui, poiché ti ha aperto gli occhi? Ed egli rispose: è un profeta. I giudei però non credettero che lui fosse stato cieco e avesse recuperato la vista, finché non ebbero chiamato i genitori di colui che aveva recuperato la vista. E li ebbero interrogati così: è questo vostro figlio che dite di essere nato cieco? Com'è dunque che ora ci vede? I suoi genitori risposero: sappiamo che questo è il nostro figlio e che è nato cieco, ma come ora ci veda non sappiamo, né sappiamo chi gli abbia aperto gli occhi. Domandatelo a lui, egli è adulto, parlerà lui di sé. Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno riconoscesse Gesù come Cristo fosse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero: egli è adulto, domandatelo a lui. Essi dunque chiamarono per la seconda volta l'uomo che era stato cieco e gli dissero: dà gloria a Dio. Noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore. Egli rispose: se egli sia un peccatore non so. Una cosa so, che ero cieco e ora ci vedo. Essi allora gli dissero: che cosa ti ha fatto? Come ti apri gli occhi? Egli rispose loro: ve l'ho già detto e voi non avete ascoltato, perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare suoi discepoli anche voi? Essi lo insultarono e dissero: sei tu discepolo di costui, noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che a Mosè Dio ha parlato, ma in quanto a costui non sappiamo di dove sia. L'uomo rispose loro:
Questo poi è strano, che voi non sappiate di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Si sa che Dio non esaudisce i peccatori, ma se uno è pio e fa la volontà di Dio, egli lo esaudisce. Da che mondo è mondo non si è mai udito che uno abbia aperto gli occhi a uno nato cieco. Se quest'uomo non fosse da Dio, non potrebbe far nulla. Essi gli risposero: tu sei tutto quanto nato nel peccato e insegni a noi. E lo cacciarono fuori. Gesù udì che lo avevano cacciato fuori e, trovatelo, gli disse: credi nel Figlio dell'uomo? Quegli rispose: chi è, Signore, perché io credo in Lui? Gesù gli disse: tu l'hai già visto, e colui che parla con te è Lui. Egli disse: Signore, io credo, e l'adorò. Gesù disse: io sono venuto in questo mondo per fare un giudizio, affinché quelli che non vedono vedano, e quelli che vedono diventino ciechi. Alcuni farisei che erano con lui udirono queste cose e gli dissero: siamo ciechi anche noi? Gesù rispose loro: se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. Era necessario leggerlo tutto per comprendere appieno la storia e il contenuto. Alleluia. Gesù guarisce un cieco fin dalla nascita, un uomo che era nato cieco, non era diventato cieco, era nato cieco, non aveva mai visto in vita sua, finché non incontra Gesù. Alleluia. Credo che possiamo affermare che anche noi eravamo ciechi, non vedavamo la grazia di Dio. Alleluia. Non vedavamo l'amore di Dio, non ci rendevamo conto che Dio è per noi un rifugio, una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà, vero? Alleluia. Ma adesso il Signore ha aperto i nostri occhi, adesso possiamo dire: posso vedere la gloria di Dio. I miei occhi hanno visto il Re. Amen. Alleluia. Passando, Gesù vide un uomo che era cieco fin dalla nascita, e i suoi discepoli gli posero questa domanda: Maestro, ma chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? Era all'epoca comune credere che se avevi una disabilità, una malattia, qualcosa, era conseguenza del fatto che tu eri un peccatore. Non solo tu, ma qualcuno della tua famiglia ha sicuramente peccato, quindi eri ai margini, si era ai margini della società civile. Tutti ti emarginavano, eri senza speranza, ma gloria a Dio. Dio dà una speranza a tutti. Alleluia. E il fatto che Gesù, passando per caso, vide quel cieco, io credo che non è stato un caso che Gesù passasse. Alleluia. Gesù non ha mai fatto nulla per caso. Tutto quello che fa Gesù ha uno scopo. Il fatto che noi siamo qui questa sera in chiesa non è un caso. Veniamo ogni domenica, anche di settimana, quando sono riunioni di settimana, gloria a Dio, ma è sempre qualcosa di nuovo che il Signore ci dà, vero? E non vogliamo essere abitudinari, ma c'è uno scopo per cui siamo qui. E questa parola è per noi. E Dio manda questa parola per uno scopo. Amen. Alleluia. Forse c'è qualcosa o un lato nella nostra vita che ancora deve essere completamente conquistato dal Signore Gesù. O forse la nostra vita, la nostra vista non è stata completamente guarita del tutto, aperta del tutto. C'è qualcosa che non riusciamo a vedere e che invece dovremmo vedere. E chissà che dopo i nostri occhi siano aperti ancora di più. Gloria a Dio. Il Signore risponde ai Suoi discepoli dicendo: guardate, non ha peccato né lui
nei suoi genitori, e così affinché le opere di Dio siano manifestate nella sua vita. E credo che questa risposta, che è una gloriosa verità, valga anche oggi. Perché? Il motivo di tante malattie? Non lo so. So solo che se c'è una malattia, può essere per la gloria di Dio. Molti credenti credono, è un credere sbagliato, che nel popolo di Dio non ci possono essere malattie. È sbagliato. Se ci sono, perché noi viviamo sotto il sole. Viviamo in questa terra, no? Dove andremo a vivere per l'eternità non ci saranno malattie. Ma in questa terra ci sono delle malattie, delle conseguenze genetiche, non lo so. Ma so che ogni cosa è per la gloria di Dio. E quando vedo anche nelle chiese o nel popolo di Dio un disabile che loda il Signore, io sono spinto a dare gloria a Dio. Ci sono fratelli disabili che lodano il Signore. Amen. Abbiamo dei fratelli sordi, non hanno mai udito la parola di Dio predicata, ma gloria a Dio con il linguaggio dei segni. Molti sono convertiti anche sordi, sapete? Gloria a Dio. E non hanno imputato a Dio la loro disabilità, ma sono lì ad ascoltare mentre vedono quei gesti, è come se ascoltassero la parola di Dio e sono toccati e Dio opera. Amen. Alleluia. E Dio continua ad operare ancora oggi. È importante vedere il miracolo, no, di quest'uomo, di questo cieco, nato cieco, che diviene oggetto di indagini. Avete fatto caso alla lettura, no? Domande su domande, le stesse domande ripetute. Non so se avete mai subito un interrogatorio, ma quando pongono sempre la stessa domanda è perché vogliono accertarsi che tu non ti contraddici, che la risposta di prima è uguale a quella che darai ancora, e continua a ripetere finché loro pensano che tu non ti stanchi e cadi e fai capire che hai mentito. Ma quell'uomo ha sempre detto la verità. Ma com'è che ti ha guarito? Quello che ha fatto, ve lo dico, ha preso della terra, ha sputato, ha impastato qualcosa, il fango, me l'ha messo sugli occhi e mi ha detto: va a lavarti nella vasca di Siloe. È una vasca nel Tempio di Gerusalemme. E io sono andato a lavarmi e dopo che mi sono lavato ho visto. Ma com'è che ha fatto? Ancora. Ho fatto questo, ho obbedito, mi sono lavato e ora ci vedo. Ma come ha fatto? Chiamiamo i genitori. È questo vostro figlio? Sì, è nostro figlio. Ma è vero che è nato cieco? Sì, è nato cieco. Ma com'è che ora ci vede? È grande. Domandatelo a lui. Gloria al Signore. Anche i genitori avevano paura, perché i farisei rappresentavano un'autorità e se ti espellevano dal tempio, no? Dalla sinagoga, eri emarginato a vita e subivi delle conseguenze. Quindi avevano paura, questi ci buttano fuori dal tempio, no? E quando si ha paura, alcuni neanche difendono i propri figli perché pensano a se stessi. Ma l'amore di Dio non è così. Dio non ha mai pensato a se stesso, ha sempre pensato prima a noi. Alleluia. E anche i genitori. Nessuna risposta poteva soddisfare questi farisei che interrogavano quest'uomo. Tanto che quest'uomo dice: ma non è che adesso state diventando anche voi discepoli di questo Gesù? No, come ti permetti? Noi seguiamo Mosè. Noi Mosè neanche l'hanno visto, però noi conosciamo Mosè, ma neanche l'avete visto Mosè. Mosè migliaia di anni prima, no? Eppure noi conosciamo Mosè, ma in quel momento c'era qualcuno di più grande di Mosè. Amen. C'era il figlio di Dio.
ma non riconoscevano Gesù come figlio di Dio. Alleluia! E quest'uomo, basta! Una cosa so, non so niente, non mi domandate niente che io non so niente, una cosa so. Prima ero cieco e ora ci vedo. Quello che è successo, gloria a Dio. Ma cos'è per te questo Gesù? È un profeta, sicuramente è un uomo di Dio. E inconsapevolmente questo cieco prende le difese di Gesù. Ma voi che accusate questo Gesù che non è da Dio, ma può uno che non è da Dio fare simili cose? Guarire? Io so che l'ho fatto. Quel miracolo che vi ha meravigliati, a voi vi ha meravigliati, ma permettete che mi ha meravigliato più a me, che non ho mai visto la luce? Gloria al Signore. Va via. Meno male, è finito l'interrogatorio. Alleluia, ma succede qualcosa. Gesù lo ritrova. Mi piace. Gesù quando inizia un'opera non la lascia mai. A me, da quello che ho detto questa mattina a quel giovane che vi ho raccontato, che ha accettato Gesù. E ora che devo fare? Stai tranquillo, non ti preoccupare che Gesù farà. Non ti lascerà così. Se hai accettato Gesù nella tua vita, vedrai che il Signore si ripresenterà di nuovo a te. E Gesù aveva iniziato un'opera in quell'uomo. Aveva iniziato già con un miracolo fisico, un miracolo grande. Gli aveva dato la vista, un dono della vista che non aveva mai avuto, e Gesù gliel'ha donato. Ma oltre alla guarigione fisica aveva bisogno di qualcos'altro. Alleluia. Di un altro tipo di guarigione dal peccato. Alleluia. Ma come abbiamo detto che non aveva peccato né lui? Sì, la sua malattia non era conseguenza del peccato, non è che era in quel modo perché era punito da Dio. Ma chi non conosce il Signore come figlio di Dio continua a vivere nel peccato. Alleluia. E questa è la realtà. Puoi fare tutte le opere buone e benigne e puoi farti vedere da chiunque che fai opere buone, ma se non accetti Gesù nella tua vita non riceverai mai salvezza e vita eterna. Alleluia. E quell'uomo aveva ricevuto qualcosa dal Signore, ma aveva bisogno di ricevere ancora qualcosa di più importante. Ed ecco che Gesù lo ritrova. E lo avevano cacciato fuori e Gesù lo aveva trovato. Ma dove era andato? Non importa dove era andato, Gesù ci trova sempre. Siete d'accordo? Quando io scappavo, ero giovane, il Signore in qualche modo mi trovava sempre e mi riportava sempre nella sua casa. E io voglio dire grazie Signore che non mi hai mai lasciato mai andare, ma mi hai sempre indicato la via di ritorno. Gloria a Dio, alleluia. Vedete, gli uomini cacciano facilmente, vai via, va tu, non c'è nulla da prendere in te, invece Gesù va in cerca delle pecore perdute, vero? Alleluia. E Gesù udì che l'avevano cacciato fuori e trovatolo, ha qualcosa da dirgli: credi nel figlio dell'uomo? E quello rispose: chi è il Signore perché io creda in lui? È un qualcosa di chiaro, no? È un faccia a faccia, un parlare chiaro, da uomo a uomo, guardarsi negli occhi. L'hai mai fatto? Dire qualcosa a qualcuno guardandolo negli occhi? Il Signore così ci parla, in modo chiaro e nella potenza della sua verità, perché Egli è verità. Amen. Chi è Signore perché io credo in Lui? Come dire, perché devo credere in te? Chi sono? Tu lo hai già visto. Come ha fatto a vederlo? Prima era cieco e poi ha visto. Quindi in qualche modo si è reso conto che Gesù non era una persona qualsiasi.
uno dei tanti che parlava. Il suo parlare era un parlare diverso. Il suo parlare era di potenza. Amen. Amen. Il suo parlare è un parlare di vita. Il suo parlare è un parlare di luce. Amen. Amen. Per questo Gesù dice: tu hai visto chi sono. Chi è che? Perché devo credere in te? Tu hai visto. Eri cieco e ora ci vedi. Il figlio dell'uomo è colui che parla con te. Il figlio dell'uomo è il titolo che veniva dato a colui che era il Messia. Io sono il Messia. Ecco, Gesù si rivela. Colui che parla con te, io che sto parlando con te, sono io. E quell'uomo risponde: Signore, io credo. Lo chiama Signore. Signore, io credo. E l'adorò. Amen. Semplici gesti, semplici parole per descrivere un'opera potente da parte del Signore che solo Lui può fare. E ancora oggi può fare la stessa opera. Ancora oggi Gesù può guarire. Amen. Amen. E ancora oggi Gesù si propone come Salvatore e vuole essere accettato e propone qualcosa che nessun altro può mai proporti: la vita eterna. E ti pone solo questa domanda semplice: credi tu in me? Vuoi credere a una religione, a questa chiesa? Vuoi credere? No, io non voglio credere né a questa chiesa, né a nessun'altra denominazione, né in nessun altro uomo. Io ho creduto in Gesù. Signore, io credo in te. Alleluia. Come conseguenza, basta parole, l'ho adorato. Adoriamo il Signore. Adoriamolo. Non perdiamoci in parole o nel capire determinate cose che non riusciremo mai a capire. Non perdiamo tempo, adoriamo il Signore. Accettiamo il fatto che Egli è Dio. Amen? E l'adorò. E Gesù poi dà ancora un messaggio. Non solo a lui, ma forse c'erano altri che ascoltavano. Io sono venuto in questo mondo per fare un giudizio, affinché quelli che non vedono, vedano. Amen? L'uomo non vedeva, ma ha visto poi, vero? Alleluia. Così da un punto di vista anche spirituale. Gesù è venuto nel mondo affinché quelli che non vedano, e fra quelli che non vedono, vedevano, c'eravamo anche noi, poi possano vedere. E adesso noi riusciamo a vedere. E se ancora non riesci a vedere la grazia di Dio, la bellezza di appartenere a Gesù, devi ancora accettarlo nella tua vita. Alleluia. Accettare Gesù non dipende dal fatto che sei nato in una famiglia cristiana o che sei nato in una famiglia di grandi peccatori. Al Signore non importano le tue origini. Quello che importa al Signore sei tu. Alleluia. Perché tu sei prezioso agli occhi di Dio. Ma ha peccato mio padre, i miei genitori, i miei nonni, se non sono degno della grazia. No. Tu credi in Gesù. Amen. Signore, ma i miei genitori ti servono. Mio padre è pastore, mio padre è collaboratore, mio padre è consigliere, mio padre è qua. Tu credi in me. Non importa la tua famiglia. Chi ha peccato, Signore? Lui e la sua famiglia, perché è così. No, non ha peccato né lui né la sua famiglia, è così perché l'opera di Dio, la gloria di Dio deve manifestarsi nella sua vita. Amen? Amen. Dio ci chiama in modo personale. Le nostre origini non sono importanti, ma è importante quello che decidiamo di fare. Dal momento che Egli si presenta nella nostra vita, non per caso, ma si presenta perché Egli ha uno scopo.
salvarci, rivelarsi, proporsi, offrirsi. E a questa offerta esige una risposta. Qual è la tua risposta? Fratello, ma stai parlando? Una chiesa, ci sono convertiti. Ogni giorno bisogna scegliere per il Signore. Amen. Ancora oggi abbiamo scelto per Lui, vero? Amen. Alleluia! E voglio dire, Signore, io scelgo te ancora una volta. Se avessi ancora 1000 anni e più, come dice quel cantico. Alleluia! Ancora io ti loderei, Signore, ancora canterei. Amen, perché la tua grazia è meravigliosa. Gloria al Signore, alleluia. Amen, io ho finito. Vogliamo pregare il Signore. Vogliamo chinare il nostro capo. Alleluia, Gesù. Alleluia.